Dottor Alessio Lattuca, rappresentante di Confimpresa, una lunghissima lettera al sindaco Firetto con tanti consigli ma anche tante proposte e soluzioni. Allora, il motivo per cui una delle tante lettere, questa lettera in particolare, è dovuta al fatto che in questa città è stata introdotta la tassa di soggiorno. Io non sono per pregiudizio contro, ma la nostra città, che in questo momento deve aggregare turismo, non può adottare un dissuasore. Peraltro queste somme per legge andrebbero destinate a riqualificare la città in funzione turistica, quindi accoglienza, ospitalità, eccetera. Tutte questioni che non sono state fatte. Ne ho approfittato per dire al sindaco lo stato dell'arte della città, le chiusure degli esercizi, le difficoltà economiche in cui versa la città, e ho suggerito alcune cose che andrebbero fatte non dico per risolvere i problemi, ma per attenuarne una parte, perché è una città che in questo momento è su un piano inclinato che è diventato quasi un precipizio, cioè è una città che non ha una prospettiva, un programma di sviluppo, è una città che in qualche modo si lascia vivere con la solita apatia che ci appartiene, con l'indolenza che ci appartiene e nella quale i soggetti attivi, cioè quelli che possono fare qualche cosa, si sono messi di lato. Allora io quello che chiedo ai miei concittadini, alle persone a cui mi posso rivolgere, è dire che se i cittadini di questa città, piuttosto che fare critiche nei bar, non si attivano, la città non ha nessuna ipotesi di sviluppo possibile, a partire dalle infrastrutture. Ho fatto un esempio, per esempio, in un altro articolo ultimamente sulla Palermo-Agrigento. La Palermo-Agrigento aveva 2,5 miliardi di finanziamenti con la legge obiettivo. Era stato fatto un APQ dei trasporti. C'era un programma, c'è un progetto per il raddoppio complessivo, è finita che a 2,5 miliardi i finanziamenti disponibili sono solo 190 milioni, la società che sta gestendo i rapporti, diciamo il general contractor, come si usa dire, vuole delle altre somme che la Regione non dà. È una città, una strada impantanata su 8 semafori, la gente non va più dentro quella strada, dico dentro perché è un tunnel, ed è la strada dello sviluppo. E quindi se la città non si attiva con un progetto ben definito, con soggetti competenti in grado di fare le cose, questa città non ha possibilità di sviluppo.